Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 41esima e penultima giornata in Serie B-Win e ultima esibizione casalinga al Franchi per il Siena neopromossina che affronta il Varese, già certo di disputare i playoff, e soprattutto la serata di Antonio Conte che si accomiata dal pubblico toscano in attesa di approdare sulla panchina della Juventus. E tra i nomi che si fanno per la sostituzione del tecnico salentino c'è anche quello di Giuseppe Sannino, che ha fatto e sta facendo grande proprio il Varese. Siena subito in attacco, siamo all'11esimo, il cross di Calciatore per Caputo, il colpo di testa che si insacca alle spalle di Morò. Siena 1, Varese 0. È il terzo gol in questa Serie B-Win per l'ex Varese Caputo, arrivato in Toscana nel mercato di gennaio. Rivediamo la sua incornata che coglie in controtempo Morò. Bello il cross mancino di Calciatore. 13esimo, il pallone per Calaiò che cade in aria dopo aver affrontato Camisa. Per l'arbitro Melchiori Di Ferrara è rigore e ammonizione per il capitano varesino. Rivediamo l'azione. Se c'è contatto tra Camisa e Calaiò, questo avviene fuori area. Abbiamo qualche dubbio anche sull'esistenza dello stesso contatto tra i due giocatori. Va Calaiò dal dischetto, spiazzato Morò. Siena 2, Varese 0 al 13esimo per Calaiò. Sono 17 gol in questa Serie B-Win, anche se in questa circostanza il rigore ci è apparso molto generoso. 15esimo, Vergassola in mezzo, arriva Brienza, puntatina deliziosa di sinistro, battuto ancora una volta Morò. Dilaga il Siena, 3 gol in 4 minuti per gli uomini di Antonio Conte. Sono 7 le realizzazioni di Brienza in questa Serie B-Win. Reginaldo al 28esimo apre per Brienza, grande aggancio di sinistro, testa alta, il cross, Calaiò tutto solo, irrompe nell'area piccola e fa 4-0 per il Siena contro un Varese inesistente, assolutamente frastornato. 18 gol per Calaiò in questa Serie B-Win, è terzo nella classifica dei cannonieri, dietro Pio Vaccari e Rolando Bianchi. Prova a reagire il Varese, Melchiori ora fischia un rigore. Siamo alla mezz'ora per gli uomini di Sannino, intervento in ritardo di Terzi sul giovane Di Luca, va corti dal dischetto e coglie la traversa. Sannino sconsolato, 3 cambi insieme dopo il rigore sbagliato. Dentro Zecchin, Tripoli e Pesoli, fuori Concas, Alemao e Nadarevic. Inizia la ripresa, soddisfatta la vicepresidentessa del Siena Valentina Mezzaroma, e addirittura al 56esimo c'è il terzo rigore della serata, il secondo per il Siena per questo intervento di corti su Caputo. Reginaldo non lascia scampo a Morò. Siena 5, Varese 0, il balletto di Reginaldo che come Brienza arriva a 7 gol in questa Serie B-Win. Nessuna possibilità di rimonta per il Varese, anche perché al 68esimo Corti dice qualcosa di troppo al secondo assistente di Melchiori, che arriva e mostra il cartellino rosso al centrocampista varesino. 2 minuti dopo c'è una gomitata di Clayton nei confronti di Calaiò, che poi si vendica proprio sotto gli occhi dell'arbitro Estense. Altro cartellino rosso. Torna in parità numerica la sfida tra Siena e Varese. Rivediamo la gomitata di Clayton, che poi sembra volersi scusare. Non è di questo avviso Calaiò, che spinge il difensore avversario. Finisce 5-0 per il Siena sul Varese. Grande il commiato dal Franchi per Antonio Conte.